Benvenuti al secondo appuntamento di Misteri e Meraviglie di Sardegna. Un paese, una storia, una curiosità tutta da scoprire. Oggi vi portiamo a Iglesias. Nella prima puntata vi abbiamo fatto conoscere Arizzo e il monumentale Tescile. Il nostro viaggio prosegue nel sud-est della Sardegna, dove nel cuore dell'Iglesiente, tra i profumi della macchia mediterranea e i paesaggi minerari del Sulcis, sorge una delle costruzioni più sorprendenti della Sardegna. A prima vista sembra un antico castello medievale abbandonato. Merli, torri e mura imponenti si stagliano nel paesaggio, creando un'atmosfera quasi fiabesca. Eppure questa struttura non nacque per difendere un regno, ma per scavare nelle profondità della terra. È Sa Macchina Beccia, uno dei simboli più affascinanti dell'archeologia industriale sarda. La sua storia inizia nel 1870, quando l'ingegnere Adolfo Pellegrini progettò il pozzo estrattivo della miniera di San Giorgio. In un'epoca in cui gli edifici industriali erano spesso semplici e funzionali, Pellegrini scelse una strada diversa. Decise infatti di trasformare una struttura mineraria in un'opera architettonica unica. La ciminiera venne nascosta all'interno di una torre merlata in mattoni rossi, mentre le mura assunsero l'aspetto di una fortezza medievale. All'interno dell'edificio trovava posto una potente motrice a vapore da 40 cavalli, considerata all'epoca il cuore pulsante della miniera. Proprio da questa macchina nacque il nome popolare di Sa Macchina Beccia, ovvero la macchina vecchia. Grazie a quel motore venivano sollevati in superficie preziosi minerali come la galena argentifera, dalla quale si estraeva l'argento, e la jamesonite, importante minerale contenente piombo e ferro. Per decenni, la miniera rappresentò una fonte di lavoro e sviluppo per il territorio. Poi, nel 1940, il principale filone minerario venne dichiarato esaurito e l'attività cessò definitivamente. I macchinari furono rimossi, la motrice a vapore scomparve e l'edificio venne lentamente abbandonato. Il tempo fece il resto, lasciando intatte soltanto le sue affascinanti architetture. Oggi Sa Macchina Beccia è un bene culturale tutelato e rappresenta una delle mete più suggestive per chi percorre il cammino minerario di Santa Barbara. Tra silenzio, storia e natura, questo luogo continua a raccontare il passato minerario della Sardegna, conservando intatto il fascino di un castello che in realtà non fu mai un castello. Una testimonianza unica della creatività dell'uomo e della memoria di un territorio che per secoli ha vissuto grazie alle ricchezze custodite nel sottosuolo. Da Iglesias è tutto. Misteri e Meraviglie di Sardegna vi saluta. Vi ringraziamo e vi invitiamo a seguirci sui canali social di Isola Live per i prossimi appuntamenti con le storie, le curiosità da scoprire viaggiando per la nostra isola.